Euroregione News. Friuli Venezia Giulia o Slovenia, zona rossa? L'importante è trovare un colpevole, soprattutto riuscire ad accusare gli altri. Lockdown della Slovenia per Covid o chiusura dei confini con la nostra regione e la Croazia perché considerate zona rossa? La situazione dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Una cosa sono i rapporti con Nova Gorizia e un'altra cosa sono i rapporti con Lubiana. Nel senso che anche gli amici di Nova Gorizia, che è la zona peraltro slovena in cui meno ha preso il contagio, sono ottimi, e anche gli amici di Nova Gorizia stanno subendo delle decisioni che vengono dall'alto, da Lubiana. Quello che noi avevamo auspicato quando c'erano ancora i confini messi, blocchi di cemento messi dalla Slovenia, è che Lubiana e Roma parlassero. Abbiamo preso atto semplicemente che l'Unione Europea è una finzione, è un banco, ma non dimentichiamoci peraltro che l'Italia è uno che dà più soldi all'Unione Europea di quanti ne riceve. Perciò o l'Unione Europea esiste e funziona, soprattutto nei momenti di emergenza, perché avere una protezione civile che esiste ad esempio ma non nei momenti di emergenza sarebbe davvero una cosa risibile. Grazie al cielo la nostra protezione civile invece è un'eccellenza che ci viene copiata da tutto il mondo. Perciò perché ad esempio Lubiana non ha dialogato con Bruxelles? Perché Lubiana non ha dialogato con Roma? Perché non vengono adottate delle misure diverse? Tant'è vero che Lubiana aveva già percorso questa strada, mi riferisco alcuni mesi fa, quando aveva trattato in modo diverso alcune regioni d'Italia rispetto al Friuli Venezia Giulia. Probabilmente per 48 ore hanno consentito a tutti coloro che abitavano in Friuli Venezia Giulia di travalicare il confine proprio in virtù del fatto che fosse meno presente il contagio nella nostra regione. Io credo che tutte queste misure non fanno altro che allontanare ulteriormente il cittadino dalle istituzioni comunitarie. Perciò questo contagio non soltanto è un dramma per le famiglie, per gli anziani, per gli anelli deboli, non soltanto un dramma per l'economia, ma è un dramma se non sarà in grado di gestirla anche in termini di comunicazione e di provvedimenti, anche proprio per la istituzione comunitaria. Da Gorizia per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.